In occasione della visita del governatore distrettuale Cirillo avvenuta in città in occasione della piantumazione degli alberi di melograno nel giardino di Villarancio ad Agrigento in memoria delle donne, lo stesso ha voluto ricordare quanto i Lions Sicilia stanno facendo verso l'accoglienza dei profughi dell'Ucraina, con una particolare raccolta fondi da destinare a loro. Presente anche il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che ha affermato le azioni di solidarietà intraprese dallo stesso comune. Perché noi come Lions stiamo lavorando e il tema è sempre quello, la pace, stiamo lavorando per poter dare una mano a questi rifugiati che vengono dall'Ucraina. Abbiamo fatto un conto corrente sul quale stiamo veicolando le nostre risorse. Questo conto corrente servirà per poter poi fare dei progetti in ogni singola città a favore di queste persone. Per cui quando ci sarà l'accoglienza, in virtù di questo protocollo che tra l'altro è stato sottoscritto tra ANCI Sicilia e i Lions, che si riallaccia al protocollo con ANCI Nazionale e con il Ministero dell'Interno, è stato sottoscritto questo protocollo, i Lions sono totalmente partecipi all'attività di accoglienza, soprattutto in questo caso dei rifugiati che vengono dall'Ucraina. Quindi a fronte di quanto abbiamo raccolto noi, in questo momento sono 500.000 euro, contiamo nel giro di poco tempo arrivare a 1 milione di euro e saranno questi raddoppiati dalla Fondazione, perché la Fondazione su progetti raddoppia il capitale che noi investiamo, quindi probabilmente lavoreremo con 2 milioni di euro che poi saranno redistribuiti per progetti finalizzati all'accoglienza di queste persone e lo faremo assieme alle prefetture ma soprattutto ai comuni. Quindi la presenza del sindaco è fondamentale perché a questo modo lui chiaramente si interfaccerà con noi per fare questi progetti. Questo sì, è fondamentale quello che ha detto il governatore, perché noi nel nostro piccolo, domani sera sapete ci sarà questo concerto che noi facciamo in emergenza proprio per la raccolta di questi fondi che inizialmente sembrava dovessero andare a finire proprio in Ucraina, ma abbiamo capito che in effetti il problema principale è l'accoglienza, come poi gestire l'accoglienza di questa gente, perché è vero, sì, saranno ospitati, ci saranno alberghi, case famiglia o qualsiasi tipo di locazione, però poi il problema è la loro permanenza qui in Italia. E quindi il progetto dei progetti, secondo me, scusate il gioco delle parole, è una cosa fondamentale e i Lions hanno colpito il centro. Il problema è veramente questo, garantire una dignitosa accoglienza.